un'iniziativa, avete deciso di coinvolgere le associazioni ambientaliste e le scuole per cercare di migliorare anche l'aspetto della città, una città, sindaco, che purtroppo ultimamente continua a essere sempre più sporca, in particolare al centro storico. Sì, il sempre più sporca secondo me è un po' esagerato, però è vero, la città non è pulitissima, quindi stiamo cercando di coinvolgere, grazie ai dirigenti scolastici, tutti i ragazzi, cercare di inculcare loro un'educazione civica, un senso del decoro urbano, le problematiche ambientali e grazie anche all'intervento dell'associazione di volontariato, Lega Ambiente, Mare Amico eccetera, non voglio tralasciare altri nomi, però sono tanti, che si muoveranno in simbiosi con le scuole. C'è un programma, si andrà per le classi oppure nei teatri delle scuole o negli spazi aperti, verranno anche impartite delle lezioni, tra virgolette, anche proiettati dei filmati, tutto per far sì che finalmente siano i giovani, i nostri ragazzi, i nostri figli e i nostri nipoti a inculcare un senso di educazione civica ai più grandi. L'ultimo 19 novembre l'amministrazione ci ha convocato a dirigenti scolastici per presentarci questa attività Agrigento Pulita. Abbiamo avuto un incontro sia con i rappresentanti del comune ma anche con le associazioni ambientali del territorio. Il sindaco ha avuto la possibilità di presentarci quello che vogliono fare, le attività che vogliono portare avanti. Abbiamo preso contatti immediatamente con le associazioni, abbiamo deciso quali associazioni dovevano interagire con le istituzioni scolastiche. Oggi siamo qua proprio per definire il tutto, l'Istituto Quasimodo comunque si è già organizzato in merito e se questo andrà avanti, insomma il 15 dicembre inizieremo le attività con le due associazioni con cui è associato l'Istituto Quasimodo, Mare Vivo e il FAI Giovane. Noi di Mare Vivo ci occupiamo sempre di educazione ambientale nelle scuole e siamo molto contenti di essere stati coinvolti in questa iniziativa favolosa. Ci occuperemo chiaramente di sensibilizzare i bambini nelle tematiche che riguardano i rifiuti che vengono abbandonati purtroppo in città, che poi vengono convogliati al mare, e quindi ci occuperemo di questo aspetto, educare i bambini all'educazione ambientale in città per proteggere anche i nostri mari. In quanto FAI siamo da sempre sensibili all'educare le nuove generazioni, alla bellezza, all'arte e alla valorizzazione del territorio. Le manifestazioni che si tengono nel corso degli anni per quanto riguardano le scuole, per quanto riguardano le giornate FAI di primavera, sono mirate per sensibilizzare i giovani e le nuove generazioni a mantenere pulite e ad apprezzare gli ambienti a loro circostanti. Con Agrigento Pulita aderiremo e faremo in modo di far vedere tutto il lavoro fatto dal FAI in questi anni e soprattutto cercheremo di spronare le nuove generazioni a continuare tutto questo lavoro e a mantenere pulita la nostra città. Siamo state coinvolte dall'Istituto Comprensivo Essaneto, faremo il nostro laboratorio di sensibilizzazione alla scuola Castagnolo. Quello che vorremmo fare noi, sappiamo già che i bambini sono sensibili alla tematica dell'inquinamento e dell'ambiente, vorremmo attraverso i bambini sensibilizzare gli adulti, quindi noi sappiamo quanti bambini già sappiano tantissimo riguardo a certe tematiche, adesso è passare all'azione, quindi coinvolgere gli adulti attraverso di loro e far capire che in realtà sono gli adulti che inquinano il mondo. Un importante incontro oggi, anche il vostro istituto è coinvolto. Sì, l'Istituto Rita Levi Montalcini partecipa con entusiasmo a questa iniziativa proposta dall'amministrazione comunale di Agrigento, con in testa il sindaco Franco Miccichè, per dare un segnale forte alla città, per far sì che questa città sia sempre più vivibile e diventi veramente un luogo di attrazione, considerata la millenaria storia che ha Agrigento. Quindi parte anche dalle scuole questo progetto relativo alla pulizia di Agrigento, tant'è che il progetto viene intitolato Agrigento Pulita. Quindi credo che il messaggio diventa veramente estremamente fondamentale, perché dalla scuola, che rappresenta le fondamenta della società, possa partire questo messaggio forte per tutta la cittadinanza. L'Istituto Comprensivo Essaneto quindi è stato coinvolto, abbiamo avuto una prima riunione con le associazioni ambientaliste, con il sindaco, con l'assessore, e adesso porteremo avanti questo progetto, questa iniziativa Agrigento Pulita,
Ritengo che sia molto importante perché si parte dalle scuole, perché nelle scuole che si formano i futuri cittadini, nella speranza che il messaggio possa anche passare alle famiglie. Quindi l'educazione ambientale per noi è fondamentale, inserita nel piano dell'offerta formativa ed è trasversale a tutte le discipline. Assessore, oggi un'importante iniziativa nell'ambito dell'educazione ambientale, avete deciso di coinvolgere il mondo delle scuole. Ecco, fattivamente come avverrà la procedura? Oltre alle scuole abbiamo chiesto anche la collaborazione di varie associazioni e dell'impresa che attualmente gestisce il servizio di igiene urbana qui ad Agrigento. Devo dire che hanno risposto molto positivamente. Diciamo che l'iniziativa si svolgerà coinvolgendo i ragazzi delle nostre scuole, andremo lì anche direttamente e faremo anche delle proiezioni, faremo anche dei corsi relativamente alla corretta differenziazione dei rifiuti, sull'importanza del riciclo e su quello che ne comporta in termini ambientali. Pensate di fare anche una campagna stampa? Campagna stampa, questo ora lo vedremo, ma sicuramente ci sarà anche questo. Abbiamo anche altre iniziative in itinere che man mano andremo dicendo. Comunque la città presenta sempre tantissime negatività nei confronti del ritiro, in particolare nelle zone del centro storico ci arrivano in continuazione lamentele. Ecco, in questo senso siete fortemente carenti. Sì, effettivamente ci sono delle lamentele e su questo stiamo cercando di apportare gli opportuni variazioni e miglioramenti anche con l'ausilio dell'impresa. Sotto questo profilo stiamo anche cercando ci riusciremo, penso entro la fine dell'anno o i prossimi dell'anno nuovo, di dotare la città di tutta una serie di telecamere e di videosorveglianze sparse in tutti i punti. Sì, abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa perché come istituto abbiamo sempre creduto nell'importanza dell'educazione civica e soprattutto una delle tematiche dell'educazione civica è proprio il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e quindi riteniamo che questa iniziativa permetta ai ragazzi di concretizzare e di realizzare attivamente attività appunto di rispetto dell'ambiente. Il vostro istituto con quale associazione è abbinata? Con Legambiente, da tempo collaboriamo già con Legambiente, ci sono sempre stati accanto appunto a sviluppare, nello sviluppo di queste tematiche. Sì, noi partecipiamo fattivamente, ci coordineremo con l'Istituto Comprensivo Levi Montalcini di Villaggio Mosè. Approviamo tutte le iniziative che promuovono l'educazione ambientale nei giovani, quindi ben vengano, naturalmente come abbiamo già precisato all'amministrazione, come un tassello di un progetto molto più ampio che deve essere volto al superamento definitivo della situazione attuale per una gestione ottimale finalmente dei rifiuti e della differenziata. Un'importante iniziativa per educare i giovani alla tutela dell'ambiente, al rispetto della propria città, ma soprattutto i giovani devono imparare ad amare la propria città, rispettarla e sicuramente l'amministrazione comunale sta dando un grande impulso a questo tipo di educazione. Ecco, voi partecipate fattivamente all'iniziativa, vero? Sì, noi siamo stati uno dei promotori dell'iniziativa insieme all'amministrazione perché crediamo in questo progetto, perché i giovani sono il nostro futuro e quindi bisogna iniziare proprio da lì per creare un futuro migliore.